proprio in questo periodo a livello nazionale, a livello regionale, quindi anche nella nostra UL6, è in corso un programma di screening per le persone nate tra il 1969 e il 1989 per valutare la presenza di epatite C. Questo screening nasce dalla constatazione che c'è molta gente che può non sapere di avere l'epatite C pur essendone affetto, perché l'epatite C si trasmette via sangue, ma anche moltissime persone che non hanno apparentemente fattori di rischio potrebbero avere questa infezione. È importante sapere di averla perché l'epatite C non dà segno di sé se non nelle fasi più gravi della malattia e quindi una conoscenza precoce permette di sapere di avere l'infezione e di poterla curare. Oggi ci sono dei farmaci estremamente efficaci, senza effetti collaterali, che con terapie di breve durata, tra 8 e 12 settimane, sono in grado di eradicare questa infezione nella quasi totalità dei casi.